Mister, arriva una sconfitta con la Lazio, però il Brescia ha giocato secondo me una buona partita con il rammarico per la grandissima occasione proprio all'ultimo minuto. Anche più di buona partita perché giocare contro la Lazio non è facile, direi una buonissima partita. Siamo state dentro al campo molto intense dal primo all'ultimo minuto, organizzate. Abbiamo sofferto quando c'era da soffrire perché naturalmente quando giochi contro squadre di questo livello ci va anche della sofferenza, ma siamo riusciti anche a giocare nel momento in cui dovevamo farlo e la prestazione è stata molto positiva. Le chiedo anche un po' un giudizio sulla stagione complessiva del Brescia, perché Brescia è una squadra che sicuramente non merita questa classifica, una squadra con un potenziale importante, è sempre difficile venire a giocare qui. Le chiedo anche un suo parere su questo punto di vista. Ma una squadra giovane, una squadra costruita quasi nella totalità dal nuovo e quindi ci vuole tempo per fare dei percorsi. Le ragazze l'hanno fatto, lo stanno facendo. In alcune circostanze non abbiamo ripetuto le stesse prestazioni sempre di oggi, quindi dobbiamo lavorare sulla continuità della prestazione per arrivare a fare i punti che ci servono, perché il nostro obiettivo ce l'abbiamo ben chiaro, che è quello di salvarci, di mantenere la categoria sostanzialmente, lo vogliamo fare e anche con un po' di margine. Le chiedo anche giocare qui di fronte a questo pubblico quanto è bello comunque per lei, un pubblico che segue queste ragazze in casa e in trasferta sempre. Sì, è eccezionale, infatti io volevo fare proprio un ringraziamento al pubblico, ai nostri tifosi che ci seguono ovunque, ci sostengono sempre anche nelle difficoltà e quindi volevo davvero oggi ringraziarli, ma non soltanto per oggi, ma per tutto l'arco della stagione, perché è quello che stanno facendo e la loro vicinanza la sentiamo forte, molto forte. Grazie mister. Grazie ancora a voi. Noemi, altra vittoria fondamentale, ti chiedo però un giudizio anche sul momento della squadra. Oggi hai vestito la fascia capitano, hai servito un assist, insomma questa è una squadra che secondo te sta compiendo quel definitivo salto di qualità. Guarda, secondo me sì, ma si può sempre fare meglio e dobbiamo lavorare settimana dopo settimana e domenica dopo domenica e non smettiamo mai di imparare e ci serve ancora tanto lavoro, ma comunque siamo sulla strada giusta. Per te che momento è questo? Perché hai ritrovato il gol, hai ritrovato l'assist, hai ritrovato la maglia titolare, ti sei ripresa la tua Lazio. Sì, è un momento gioioso e in cui sto bene e quindi, come ho detto prima, cerco sempre di dare una mano alla mia squadra e cerco sempre di stare al top e ci sono partite in cui magari ci sono più errori, faccio più errori e partite in cui riesco ad essere decisiva, quindi va bene. Grazie. Grazie a voi. Mister, tre punti fondamentali nella corsa alla promozione, le chiedo insomma anche un giudizio sulla prestazione, ma soprattutto quanto è importante questa vittoria. È fondamentale, l'avevamo detto prima della gara che sarebbe stata una partita decisiva per il proseguo del campionato, adesso si entra veramente nel caldo, iniziano gli scontri diretti e questa per noi è una partita fondamentale contro una squadra, come abbiamo detto nel pre-gara, che ci avrebbe creato difficoltà, che gioca un buon calcio, quindi da squadra importante quale siamo, anche in una partita voglio dire non facile, dove non abbiamo espresso magari quello che facciamo sempre, ma portarla a casa significa che la squadra è una squadra mentalizzata, è una squadra responsabile e quindi bene così. Vado a cercare un po' il pelo nell'uovo, le chiedo insomma quanto lavorerete sull'ultima occasione avuta dal Brescia. Tanto anche perché ci lavoriamo tantissimo su queste situazioni ogni settimana, quindi è impensabile prendere una palla gol al 94esimo su una palla così rinviata da 40 metri.
però fa parte sempre del percorso, sbagliando si impara, e noi facciamo tanti video proprio per questo, per analizzare le situazioni, però ripeto, complimenti a questa squadra perché sta tirando da luglio e le pressioni sono tante, adesso si entra nel vivo, nessuno molla perché hanno vinto tutte anche oggi, ma il bello... Stefania, giocare qui contro la Lazio, ma in generale partite qui sono sempre molto molto complicate per tutte le avversarie. Il Brescia ha dato il massimo, ha avuto quella grandissima occasione alla fine. Ti chiedo un giudizio sulla prestazione, ma anche sulla prestazione della difesa. Avete sofferto un po' nel primo tempo, poi però nella ripresa, al di là del gol, il Brescia ha tenuto bene. Sì, sono d'accordo, sicuramente venire in casa nostra per noi è difficile per tutte le altre squadre. Facciamo molto, riusciamo oggi, secondo me abbiamo fatto una buona partita, sapevamo l'importanza della gara, sapevamo però anche che la Lazio è una delle pretendenti a vincere questo campionato. Secondo me abbiamo affrontato bene la gara, sicuramente abbiamo sofferto, ma lo sapevamo, però abbiamo dimostrato anche nei momenti un po' più difficili di riuscire a rimanere compatte, di concedere sicuramente qualcosa, ma abbiamo tentato anche noi, abbiamo avuto anche noi le nostre occasioni per provare a vincere questa partita. Ecco. E la prossima c'è lo scontro contro il Genoa, una gara diciamo di metà classifica che però mette in palio sicuramente posizioni importanti. Insomma, quanto credete che sia fondamentale arrivare bene a quella partita dopo 2 sconfitte contro Chievo e Lazio? Ma sicuramente allora oggi ci teniamo di buono la prestazione, ma è chiaro che poi nel calcio contano i punti, e quindi andremo sicuramente a Genova con uno spirito per vincere, perché insomma credo che ce lo meritiamo anche di riuscire a raccogliere qualcosa di più sul campo. Grazie. Grazie a voi.